Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Ciao, sono Fabio e sono il titolare della Credisar. Oggi vi presento la nostra squadra. Ciao, sono Antonella e mi occupo del caricamento e della gestione delle pratiche. Ciao, sono Marzia e mi occupo dell'accoglienza clienti e del back office. Ciao, sono Franco, mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese e ai loro dipendenti. Credisar è un team di esperti in consulenza e di professionisti nella gestione delle pratiche per la cessione del quinto, prestiti personali, anticipo del TFS, mutui casa e finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese. Siamo una realtà giovane, nata nel 2022, ma con una lunga esperienza pregressa nel settore. Ci piace descrivere Credisar come persone al servizio delle persone. Infatti per noi non sarai mai un numero di pratica, ma un amico da guidare passo dopo passo verso il miglior progetto pensato su misura per le tue esigenze. Il nostro slogan è persone, non pratiche. Benvenuti in CMA, qui trasformiamo le vostre idee in soluzioni di comunicazione e marketing. Nel nostro showroom trovate gadget, abbigliamento personalizzato e soluzioni tecnologiche per ogni azienda. Mi occupo di grafica e supporto tecnico, ogni particolare conta. Gestiamo la vostra presenza sui social. Realizziamo siti web e soluzioni digitali per far crescere il vostro business. Formazione continua e momenti di condivisione tra gli imprenditori. Qui nascono le migliori idee e nuove collaborazioni. Viviamo insieme nelle nostre aree relax, spazi dinamici con palestra, biliardo e ping pong. La vostra crescita è il nostro progetto. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e sta funzionando bene. Buongiorno e ben trovati. Nuova puntata con Buongiorno 131, puntata 4. Chiaramente sono a fianco al direttore Francesco Aresio che sta già ridendo perché all'inizio non mi ero accorto. Buongiorno a tutti. Prima puntata della seconda settimana di Buongiorno 131. Iniziamo subito col botto, col nostro Luccone on fire. Bellissimo. Inizio col botto, vedi, l'ha detto anche Jack nei commenti, vedi, inizio col botto, grande Luca, grande. Però so cosa mi ha fregato. Esatto. Guarda la televisione, vedi che l'audio ovviamente non c'era e lì ero convinto, vedi, dalla sotto. Ma perché quello non è l'audio nostro. Ovviamente. Quindi mi ha fregato quello. Non è l'audio nostro. Va bene, non c'è problema. Buongiorno a tutti ragazzi, felice per la prestazione, oltre che per la vittoria. Ciao Nico, ben trovato. E lì lo dice, buongiorno a tutti, Luca, inizio stile inviato di DAZN, dai lunedì per tutti. Posso prendere quest'assist da parte di Buongiorno 131, nel senso massima solidarietà da Alessandro Vescini, che è un amico. Ragazzi, c'è stato un po'... anche a breve, perché Udinese Cagliari, quindi l'avremo qui ospite, l'abbiamo avuto già lo scorso anno, quindi massima solidarietà per Alessandro, insomma, decisamente più calma, ma
insomma, Tot- spieghiamo anche com'è andata la cosa, perché poi magari qualcuno si è perso il discorso. Il tutto. La Allora, colpa non è del povero Alessandro. esatto, è di che chi ha stava montato... registrando un finto collegamento, Esatto. perché funziona così con Non le era in TV. diretta. Si registra appunto il finto collegamento in diretta e la colpa, il casino, scusate il termine poco giornalistico, è stato fatto da chi ha montato e poi ha caricato il file, cioè il video del collegamento, non lo ha pulito, quindi non ha tagliato la parte in cui si era legittimamente impappinato. Che succede a tutti, Avete visto anche il Anche povero da- Luca? Quante volte mi succede? ha iniziato alla grande, ma insomma succede veramente a tutti e soprattutto fammi dire, chi non fa non sbaglia. Esatto. Quindi ricordiamo sempre Regola questo. d'oro. Regola d'oro che vale anche per il campo e vale un po' per tutto. E quindi cosa è successo? Che è stato mandato in onda, quindi in diretta, il pezzo integrale con senza anche taglio. l'errore, senza il taglio. Cioè la colpa non è... Tutti hanno detto, si è impappinato in diretta e ha chiesto di rifare il collegamento. Ma secondo voi uno... Cioè, non sa di essere in diretta. il panico, tutto quello che volete, Sì, ma ma- secondo me se uno si impappina poi dice no, fermiamo, rifacciamo. Sì, infatti. Poi Poi, siccome ha anche esperienza, mediatica, sì. come al solito sui social, è stata Esagerata, direi. esagerata, e quindi salutiamo e mandiamo un abbraccio al buon Alessandro Vescini di DAZN e anche di Il tutto udinese, di Udinese. assolutamente. Non volevo fare gaffes. No, era tutto Volevo fare udinese. gaffes. Salutiamo chiaramente anche tutti gli amici di tutto udinese che vedremo a breve. Uno Fatto. per uno, cioè, Uno li per uno, verremo a sì, vedere sì, uno li per portiamo uno. tutti e tre direttamente in diretta il giorno. Però, insomma, oggi è lunedì, 2 giorni dopo la bella vittoria del Cagliari a Parma, vittoria, il Cagliari non vinceva da 13 anni alla prima in Serie A, dalla 2013 Cagliari-Atalanta giocata a Trieste con vittoria del Cagliari 2-1 con Lopez allenatore, in gol sia Nainggolan sia Cabrera, che poi era l'unico gol che fece quell'anno. Insomma, sono passati 13 anni. Fra, tu che l'hai vista anche, era un gran giocatore. Peccato, è uno di quei giocatori che forse, anzi sicuramente poteva far meglio, aveva delle qualità che però inespresse nella Serie A, possiamo dire questo. A 48 ore dalla vittoria del Cagliari, tu che eri presente a Parma, quali sono le sensazioni? Le sensazioni sono sicuramente positive e sono anche quelle di un inizio davvero interessante sotto diversi punti di vista. Dico solamente una cosa, la dico adesso, ma credo che la ripeterò anche nei prossimi giorni. Bisognerà capire, e solamente il tempo ci dirà, quanto tutto quello di buono e positivo che abbiamo visto a Parma sia stato merito del Cagliari e quanto sia stato demerito del Parma, perché io ho visto un Parma veramente in grossa difficoltà, un Parma che insomma di fatto si è privato dei 3 leader della scorsa stagione, o quasi, insomma, comunque Sì. Pellegrino, Suzuki e Circati, e ha fatto veramente difficoltà, cioè ha avuto veramente difficoltà contro un Cagliari che invece è stato a suo modo concreto, perché effettivamente è stato concreto, anche se poi alla fine è arrivato soltanto un gol ed è arrivato in quel modo, con quella sventola incredibile di Alessandro Romano. Però sono arrivati 2 pali e mezzo, diverse occasioni da gol, un controllo e un predominio territoriale pressoché totale, e quindi sicuramente queste cose vanno registrate come positive, cioè, Certo. è una roba che va sicuramente messa da parte per il futuro, così come questi 3 punti, questi primi 3 punti che ieri con l'Ere Casini in aeroporto si scherzava dicendo vabbè, adesso alla prossima è contro l'Inter, Scontro metti anche diretto. che perdi e comunque chiudi a 3 punti. Certo. Cioè, sempre meglio magari di un pareggio contro il Parma e un pareggio con l'Inter, cioè comunque hai 3 punti, quindi va abbastanza bene per adesso, però è solo l'inizio. Solo l'inizio, abbiamo visto l'anno scorso quanto iniziare bene sia stato importante per il Cagliari, ma non decisivo per altre squadre, penso alla Cremonese, giusto per fare un esempio noto a tutti. Serve il profilo basso, come ha detto Fabio Pisacane sabato sera in conferenza stampa, e sono d'accordo con lui, perché effettivamente non bisogna esaltarsi, perché
hai vinto solamente una partita alla prima di campionato, in cui comunque, ripeto, l'avversario ha mostrato grosse difficoltà, però si è visto già qualcosa di interessante. Ecco, credo che la strada tracciata possa essere quella giusta, quella anche del gioco, del palleggio. Credo anche che domenica contro l'Inter vedremo una partita completamente diversa. Beh, inevitabilmente, anche perché l'avversario è diverso. È importante questa vittoria anche perché, al di là di quello che farà il Cagliari, comunque allo start, all'inizio di stagione, il Cagliari lotterà per la salvezza. Il Parma lotterà per la salvezza, quindi sicuramente una vittoria in casa di una concorrente diretta è importante, questo anche per il morale, perché comunque iniziare bene, iniziare con una vittoria. È vero che il risultato, leggevo anche il commento, magari il risultato poteva essere un po' più ampio, però la sensazione è che il Cagliari abbia condotto la gara dal primo all'ultimo minuto. Magari ci sono state delle situazioni dove hai più o meno rischiato, anche se effettivamente tu hai dato senza voto a Caprile, insomma. Sì, mi hanno martoriato sì, per immaginavo. questa provocazione, ma io vado Però avanti effettivamente per la mia strada. non ha fatto parate degne di nota. Diciamo che in tante partite L'anno scorso fu decisivo con quella parata esatto. incredibile su Pellegrino. Volevo arrivare proprio a quello. Quest'anno di fatto ha fatto lo spettatore non pagante. Poi può piacere o meno, però è un dato di fatto. E quindi comunque è una vittoria netta, ripeto, magari poteva segnare più gol il Cagliari, ma sappiamo che questo probabilmente è il reparto offensivo, ma poi lo chiederemo anche agli ospiti che verranno. Perché tu non lo vedi, perché c'hai la cosa, il layout da Eccolo cieco. lì, eccolo E lì. quindi- Allora lo facciamo anche entrare, che dici? Lo facciamo entrare? Assolutamente sì. Ma sì, guarda che bello. Eccolo qua, Ciao, buongiorno ragazzi. Gian- A noi sicuramente. Vabbè. Gianluca Viscogliosi di Sport Italia, come stiamo Gianlu? Da ieri a Ciao oggi? ragazzi, bene, devo dire bene, dai, è ricominciato il campionato, finisce il mercato e poi si va in vacanza per quanto mi riguarda. Finisce il mercato, ce n'è ancora una settimana abbondante, quindi no, ti vedo molto ottimista dal tuo punto di vista, noi lo siamo un po' meno su questo fronte. Prego, Di Leonardo, a lei. No, vabbè, io chiedo subito a Gianluca, stavamo parlando un po' della bella vittoria del Cagliari a Parma, volevo capire da te se ti aspettavi un Cagliari così dominante nella sfida contro il Parma, se ti ha stupito qualche giocatore in particolare e in generale qual è l'idea che ti sei fatto su questo primo Cagliari, ecco, di inizio stagione. Ma in costruzioni, poi vabbè, è una cosa di percezione, l'ho visto magari un pelo meno dominante rispetto alle chiacchiere insomma, che stavate facendo prima mentre vi ascoltavo, però insomma mi sembrano due squadre molto giovani che sono alla ricerca di se stesse, entrambe, Parma e Cagliari. Poi il Cagliari comunque ha cambiato tanto rispetto allo scorso anno, cioè tantissimo, è quasi un'altra squadra, anzi è un'altra squadra, un altro impianto, perché è andato via tra l'altro il giocatore che ti polarizzava di più, ti rendeva quella squadra in una certa maniera, quindi dovrà trovare nuovi equilibri, nuove situazioni, però devo dire che deve essere incoraggiante, sia perché i 3 punti ti devono dare sempre l'incoraggiamento giusto, sia perché poi hai preso 3 punti contro una tua diretta rivale, quindi devo dire un buon punto di partenza per il Cagliari, per Pisacane, una squadra che aveva bisogno di entusiasmo, lo ha trovato, deve trovare un po' di meccanismi perché, ripeto, è comunque una squadra nuova. E sulle aspettative del Cagliari in questa stagione, pensi che possa far meglio rispetto allo scorso anno, che possa magari soffrire meno in determinati periodi, che ricordiamo lo scorso anno in 2 momenti diversi il Cagliari era estremamente in difficoltà, non trovava la vittoria, e insomma c'erano diversi rumors, diciamo, e poi su questo, dopo questa vittoria del Parma, l'abbiamo detto anche a inizio diretta, magari lo scorso anno il Cagliari una partita del genere non l'avrebbe vinta, quindi magari c'è anche un po' più di consapevolezza rispetto allo scorso anno. Io credo che Pisacane firmerebbe anche solo per non avere 3 crociati come lo scorso anno, tra Felici, Belotti e Idrissi, che è l'infortunio lungo di Foloruncio, non è un crociato, però è stato fuori tanto, e ci metto anche quello perché vuol dire comunque che sei sempre in emergenza. Io sono sincero, per me sarebbe già un qualcosa di buono e importante fare più o meno lo stesso campionato dell'anno scorso, dove
tra qualche momento più di flessione, qualche momento esaltante, penso al gennaio-febbraio dove hai fatto vittoria con la Fiorentina, vittoria contro la Juventus. Io ripeto, per tutti i cambiamenti che hai fatto, e non è una cosa semplice, vi faccio un esempio, il Genoa, che è una squadra che magari i tifosi del Cagliari vedono su quel livello, ragazzi, il Genoa è uguale a quello dello scorso anno, eh. La difesa è la stessa, il portiere è lo stesso, l'attacco è lo stesso, la continuità è un valore. Quindi io credo che secondo me il Cagliari farebbe già una grande stagione e Pisacane dando un'identità a questa squadra nuova, totalmente nuova, e soprattutto confermando una salvezza più o meno tranquilla con qualche picco. Perché? Perché c'è tutta un'identità da ricercare e ritrovare. Sui singoli sarebbe molto semplice andare sul Romano, ma lo avevamo già detto, ne avevamo già parlato in estate, quindi lo avevamo già spiegato anche agli ascoltatori chi era questo ragazzo. Io devo dire che secondo me ho visto qualche buono sprazzo da Fazzini, ancora un po' diciamo in ombra perché è un giocatore di qualità che deve trovare anche il rapporto con i compagni, però potrebbe essere davvero uno di quelli che può dare un pelo più continuità rispetto a Sebastiano Esposito magari lo scorso anno. Sono due giocatori diversi, ma sono quelli che possono accendere la lampadina, no? E Fazzini può farlo sulla tre quarti. Fra? No, entriamo subito sui singoli, Gianlu, iniziando da Alessandro Romano, perché chiaramente, insomma, voi di Sport Italia sappiamo bene, siete la TV del campionato primavera oramai da anni. Ti aspettavi intanto un'esplosione così rapida del giocatore ex Roma? Ma allora sì, poi la partita anche lui comunque la prima in Serie A da titolare, perché lui ha fatto 6 minuti diciamo che è la prima partita in Serie A, perché poi con la Roma è entrato, fatto 6 minuti totali, giusto per dire che non era l'esordio, ma de fatto è l'esordio in Serie A. Ma non è che sono rimasto stupito, perché già da quando l'ho commentato qualche volta anche all'inizio del suo percorso in primavera, ripeto, più che per questo sinistro, per il gol che non è banale in generale, però ieri mettevamo insieme le immagini, la macchia, come sapete, ne abbiamo contati 5-6 di gol, non dico così, ma di gol in cui lui non ha paura a provare la giocata con il sinistro, a tirare da fuori. Tra l'altro un gol lo ricorderete anche voi, perché lo fece al Cagliari Primavera di Pisacane, dove segnò anche Trepì nella stessa gara. Quindi è un giocatore che non ha paura di farlo, ma soprattutto è un giocatore molto intelligente, che sa mettersi tra le linee, sa far gioco, chiede tanto palla, e secondo me quella è la sua peculiarità più importante. Poi la sassata da 25 metri ruba l'occhio, però credo che possa essere un giocatore, e lo abbiamo visto anche lo scorso anno allo Spezia, molto importante per aiutare proprio il gioco di Pisacane a essere più veloce, più rapido, non a 3-4 tocchi, ma a 1-2 tocchi, per rubare tempi di gioco e per cercare di portare più facilmente palla nella tre quarti offensiva. C'è una cosa che a me ha stupito molto anche ieri, ma in realtà già dal primo giorno di ritiro, di fatto, al di là del fatto che questo ragazzo giochi con due piedi senza problemi, il piede principale è il sinistro, ma col destro gioca allo stesso modo, allo stesso livello. La cosa che mi colpisce appunto è anche il fatto che riesca a giocare con la stessa qualità, sia che appunto interpreti il ruolo di mezzala, che poi in realtà è una mezzala che è un altro play, perché poi in questo centrocampo molto tecnico di Pisacane il Cagliari ha un doppio barra triplo play, perché c'è anche Fazzini eventualmente. La cosa appunto che mi ha stupito anche a Parma è che riesce a unire sia la parte della grinta, del recupero palla, del pressing alto in fase di non possesso, a una serenità incredibile in fase di possesso. Quando Winks viene coperto un po', viene schermato dagli avversari, è lui la principale fonte. Se lui anche è schermato, il Cagliari ha sempre poi il discorso Fazzini o Maldini più avanti per provare a costruire. Credo che anche questo sia sicuramente un elemento di importante novità rispetto all'anno scorso del Cagliari di Pisacane. Però Gianlu, su Romano, restando su Romano, sì. Chiaramente è il giocatore del giorno, al di là della bellezza della rete segnata.
anche per la presenza di Roberto Mancini, CT dell'Italia, in tribuna al Tardini, e da quello No, è uscito. Vabbè. Sì, ma se tu esci, cosa sta succedendo? Vai. È uscito lui. Scusate, Luca beh. Di Leonardo stava facendo... No, è saltato. Stava giocando nel frattempo, mentre è uscito Gianluca, però Luca Di Leonardo ha fatto un po' di situazioni, diciamo così. Eccolo qua, Gianlu, sei tornato Scusate. con noi. No, non vi tutto. sentivo, innanzitutto non vi sentivo più, quindi sono uscito e rientrato. Mi sono fermato alla presenza di Mancini, Fra, non so dove Esatto, andavo. sì, no, riparto da quel ragionamento. Presenza di Mancini per Romano e per Lontani, perché anche Lontani, il 2008 del Parma, ha fatto alcune cose veramente, veramente incredibili. Ha messo in difficoltà un giocatore come Zé Pedro, che di questo Cagliari è uno dei senatori, un giocatore dei più esperti, anche di quelli con una maggiore esperienza a livello anche fuori dall'Italia. Lontani l'ha messo in difficoltà fin da subito, quindi giocatore molto interessante. No, però per restare su Romano, il fatto che sia anche mezzo svizzero, cioè uno sia svizzero e italiano, abbia il doppio passaporto, sicuramente rende pepata anche a livello mediatico nazionale questa situazione, no? Questa sua condizione, Gianlu, perché Mancini va a vederlo, però lui finora ha giocato con la nazionale Under 20 svizzera, Sì. può essere ancora convocabile per la nazionale azzurra. Cioè, tu che hai un occhio un po' più generale, più globale sulla Serie A e non solo, lavorando per un emittente nazionale, secondo te quali saranno poi un po' anche gli sviluppi su questo fronte? Allora, sì, lui ha, anche per ricordarlo a chi ci vede, ha fatto tutta quanta la trafila perché sostanzialmente è svizzero, poi è italiano di origine dei genitori, il padre ha origini napoletane, la madre ha origini pugliesi, il fratello Luca gioca a pallone, quindi il padre anche Umberto è stato calciatore, sempre in Svizzera, quindi grande famiglia di sportivi, parla fluentemente 4 lingue, come tra l'altro vi invito a rivedere anche quel video sui social del Cagliari dal ritiro, dove Sì, insomma sì. parlava, e poi finisce anche in sardo perché sarà una lingua che acquisirà. Io credo che Mancini potrebbe insomma anche cercare di portarlo in nazionale. Ricordiamo che i giocatori devono debuttare in partita ufficiale, infatti nonostante Samuel Inasio, che è una situazione abbastanza simile, ha debuttato con Baldini ma era in amichevole, serve un gettone in partita ufficiale. Il tema è che fino a qualche anno fa non avremmo avuto dubbi. Oggi però, ragazzi, la Svizzera è una nazionale competente. Tra l'altro uno dei suoi idoli è Granit Xhaka, che è un giocatore molto simile per caratteristiche a Romano, è un mancino, un giocatore tosto, duro, di personalità, che può fare il regista, magari oggi ha qualche anno in più, ma fino a qualche anno fa poteva anche fare la mezzala con delle caratteristiche, quindi ci può anche stare onestamente che il ragazzo possa scegliere la nazionalità svizzera. Oggi la Svizzera offre un panorama di talenti importante. C'è Ndoye che ha fatto benissimo. Ora non mi ricordo il giovane ragazzo Manzambi. Manzambi, grazie Fra, che un altro che si è segnalato per bene e tanti ce li scordiamo, quindi sarebbe super legittimato a scegliere la Svizzera. Capiremo se l'opera di Mancini riuscirà a fare effetto e se magari lo troveremo già nelle prossime convocazioni, perché poi Mancini, oltre a quella roba mediatica, no, del Pafundi e altri 10, però nella sua vecchia gestione fece debuttare tanti ragazzi. Io ricordo che Mancini convocò Nicolo Zaniolo prima ancora che la Roma lo mise in campo in una gara di Champions League, quindi insomma Roberto Mancini, a dispetto di tutto quello che si può dire e tutto l'essere criticato per come è andato via, ma ha sempre avuto un occhio di riguardo al talento. Mi immagino che possa essere chiamato, però là ci servirà un lavoro diplomatico che però, se io vedo Mancini lì,
magari già è stato fatto, perché ripeto, per tanti Alessandro Romano è un nome un po' così, noi ne parlavamo già in estate, se vi ricordate, e chi aveva visto mezza partita dello Spezia lo scorso anno, nonostante poi lo Spezia sia retrocesso, ma comunque in primavera si vedevano le qualità del giocatore, quindi immagino che sul taccuino di professionisti di alto livello ci sia onestamente già. Guarda, chiudiamo il discorso romano prima di dare la parola a Luca. Vi voglio raccontare un retroscena, perché poi alla fine sono curiose anche le date. Un anno fa, un anno fa di fatto era domenica 22 agosto, non 23, perché ieri era domenica 23 agosto. Comunque si giocò a Cagliari, Cagliari-Lazio Primavera, la prima gara interna del Cagliari, allora allenato ancora da Francesco Pisano, del post Pisacane fondamentalmente, e io ero lì ad Assemini a seguire la partita, perché insomma era la prima e tutto, e ricordo che erano presenti un po' tutti i dirigenti del Cagliari, tra cui anche ovviamente Guido Angelozzi, direttore sportivo, con cui ci stavamo iniziando un po' a conoscere, stava finendo il mercato e tutto. Comunque all'intervallo io sfrutto il momento e vado da Guido a chiedere notizie di mercato, no? E, in tutto ciò, lì in quell'occasione mi disse: stiamo prendendo palestra, mi sono imposto un po' per il discorso del prestito secco, perché il presidente non vorrebbe. Comunque, tra le varie cose, mi disse: ho un cruccio. Ho detto: quale? Io voglio portare Romano a tutti i costi a Cagliari, ma la Roma non me lo vuole dare se non in prestito secco. E il presidente ha già detto che prestito secco chiude un occhio solo su palestra, ma Romano dobbiamo cercare di avere un diritto, un qualcosa poi per l'anno prossimo, perché io ci sto provando in tutti i modi, ma la Roma in questo momento non ci sente, non vuole derogare dal prestito secco. E così succede che ad agosto Romano resta a Roma, quindi continua a fare la spola tra primavera e prima squadra. A gennaio torna all'attacco di nuovo Guido Angelozzi per portarlo a Cagliari, perché Angelozzi credeva tanto, e insieme anche a Pisacane, secondo noi è un giocatore che potrebbe già fare la differenza subito, però la Roma non molla, e anche a gennaio poi alla fine decide per il prestito secco, infatti lo manda a Spezia, e non a Cagliari. E quindi è rimasto un po' questo cruccio, no? in casa a Cagliari. Ma l'ultimo regalo di Angelozzi al Cagliari, quindi mi stai dicendo questo? No, nel senso che comunque era un giocatore che a Pisacane... Sarà contento il direttore Accardi che ci sente, che ci segue, sarà contentissimo. No, ma Accardi è stato quello che l'ha portato a Cagliari, quindi ognuno ha la sua parte di merito, perché ovviamente... Poi è quello il discorso. Ma guarda che eventualmente, a parte gli scherzi, serve grande intelligenza e anche grande umiltà, che è sempre una dote positiva, magari per un direttore, vedere un fascicolo magari aperto dal tuo predecessore e avere l'umiltà di dire: ma sai che c'è il direttore prima di me, aveva ragione. Spesso e volentieri i dirigenti arrivano e vogliono cambiare per forza, perché devono mettere la loro impronta. Ma se prima di te c'era uno capace, che magari ha impostato un qualcosa, seguirla è una roba da persone intelligenti, non levano su questo poi possiamo anche aggiungere, Gianlu, che il Cagliari, di fatto, quelli che sono stati gli acquisti di quest'anno, appunto abbiamo parlato di Romano, ma possiamo aggiungere anche Kofler, possiamo aggiungere Kevin Carlos, possiamo aggiungere Fadera. Ci sono tutti giocatori che il Cagliari stava seguendo già da diverse stagioni. Evidentemente quest'anno si sono realizzate le condizioni per portarli a casa, e questo è stato sicuramente positivo per il mercato rossoblu. Però ecco, ci tenevo a sottolineare questo aneddoto particolare, perché effettivamente l'anno scorso sia Angelozzi, ma Pisacane anche, Pisacane spingeva tanto per poterlo allenare, però poi alla fine non si sono verificate le condizioni. Poi il Cagliari ha iniziato la stagione con Prati come play e l'ha chiusa con Gaetano. Comunque direi che è andata bene alla fine al Cagliari. Quest'anno senza Gaetano... Il Cagliari l'ha preso a prezzo di saldo, Romano.
Cioè, vedendo anche le cifre che girano pure su dei ragazzi giovani, mi sembra un accordo clamoroso. Sì, oggi sicuramente. Però all'epoca L'estate, non 5 tanto. milioni per un giocatore con 6 minuti, in Serie A, comunque Però qualche dubbio sapete, cioè, nella ormai piazza. a livello di costi siamo in mezzo a una strada. Anche il sì. giocatore che cioè, a parte che il talento italiano, in questo caso parlo di estrazione non di passaporto, ma magari di cresciuto in Italia, costa sempre, anche se prendi magari uno meno conosciuto. Però Pisacani ci ha visto lungo, e la cosa bella è che è un allenatore che non ha problemi, se ne frega, giustamente. Mi dispiace per la Roma, però la Roma al momento ha un allenatore di prima squadra che vuole andare a Dama o ha altri obiettivi di valorizzare quello che fa il settore giovanile, ha il giusto interesse perché l'ha fatto per anni a Bergamo e adesso vuole fare un altro tipo di ragionamento, e in questi casi ti devi infilare e devi fare queste operazioni come con Romano. Un'operazione, ma anche quando ho riletto poi le cifre ho detto anche senza il gol l'avrei comunque definita una grande operazione a quelle cifre lì. Diciamo così, Gianlu, se il Romano fosse stato all'Atalanta quando c'era Gasperini, forse Gasperini l'avrebbe tenuto, non l'avrebbe mandato via. Luca, ci sono altre domande per Gianlu? No, C'è no, un tema soprattutto. sì, vai. perché qui ci stiamo Vai. girando attorno, ma Vai. Giallo, non posso non chiederti la Qual è? tua idea sulla questione Esposito. Pensavo Liban. Ah, Il Liban glielo chiedo in privato. no, purtroppo non ci voleva, nel senso che quando poi succedono queste cose ne perdono tutti quanti. Per me già il segnale l'ha dato la squadra, cioè già comunque 3 punti e dimostrarti che puoi vivere senza un giocatore comunque importante, molto importante, che lo scorso anno ha fatto tanto. Quello è il primo segnale che ti dai a te stesso. Però insomma non è stata una bella cosa vista da fuori, e ci metto in mezzo un po' tutti quanti, perché quando succedono queste situazioni nessuno è innocente, tutti sono responsabili in percentuali che poi decidiamo e analizziamo, il ragazzo, l'entourage, anche la dirigenza, senza che nessuno se ne prenda a male. Magari anche un pelo il tecnico che forse poteva provare a mediare, anche se poi i personaggi sono personaggi di personalità, e un allenatore poi è sempre uno stipendiato di un club. Quindi io devo dire che la cosa più importante è che si risolva, e l'unica soluzione è trovare una destinazione al giocatore e che il Cagliari poi possa reinvestire rinforzandosi. Però diciamo che dopo quelle 2 o 3 settimane lì di botta, risposta, dichiarazioni, alcune anche belle toste, finalmente poi è arrivato il campo e finalmente parliamo di pallone. Assolutamente, ma pensi che possa essere... Quale possa essere la destinazione di Sebastiano Esposito? Al momento non lo so, ora l'ultima più gettonata è il Toro, credo. Torino. Il Torino, dove tra l'altro l'entourage del giocatore ha portato anche Mascardi, il portiere, qualcun altro me lo scordo sicuramente. Non a caso si era parlato anche di Foloruscio per il Toro, anche se oggi forse è un pelo più avanti il Monza. Però diciamo è particolare di come si è parlato di Napoli, si è parlato anche di Lazio, si è parlato di Atalanta, si è parlato anche di Como, poi Torino. Credo che a questo punto sarebbe stato meglio rimanere a Cagliari, ma anche per un discorso di continuità, onestamente, anche se in parte però devo dirvi capisco pure quelli che sono i discorsi che fa la gente, no? Cioè mi metti al centro del progetto. È vero che aveva rinnovato poco prima, però è pur vero che noi lo sappiamo come le cose funzionano nel calcio. Nel calcio, ragazzi, il calcio non è un lavoro normale. Se tu fai un contratto per pizzaiolo, non è che se tu fai bene la pizza dopo un mese vai a battere cassa. Però questa, ragazzi, è un altro mondo. È un altro mondo. Se tu fai bene e la società fa un discorso su di te, è legittimo, non dico giusto, legittimo, che è un'altra cosa, andare a dire sì, ma rivediamo, poi le cose succedono, ed è successo questa roba qua. Sarebbe bello in un mondo ideale, direte voi, ma perché allora quando i giocatori vanno male non si tolgono i soldi? Chi è che si toglie i soldi quando ce li ha? Nessuno, non siamo Santa Maria Coretti.
Va bene Gianlu, ti salutiamo con un saluto. Non ho sentito niente, ma ti credo sulla fiducia perché Guarda lì. Carambata. Ho fatto un'incursione dalla redazione di sotto. Ha innalzato il livello del duo. Ha innalzato il livello, senza dubbio. Io stavo scrivendo di cronaca, di cose noiose. Che succede di cronaca? Questi yacht che ci rovinano l'isola, qual è la cronaca? È un problema, lascia perdere, sono tante le notizie di cronaca. Marzia non ti sente, è salita solo per salutarti, perché spieghiamolo, Marzia e Gianluca hanno studiato insieme all'università. Esatto, abbiamo fatto l'università insieme e quindi ci conosciamo da tanti anni già. E qui abbiamo fatto la carrambata, Gianlu, così, visto che siamo tutti nello stesso posto. Ormai 10 anni fa non si direbbe per Marzia, si direbbe per me. Ovviamente. Non si dicono, e qua, avendo Luca Di Leonardo, non si parla di età, di tempi e via dicendo, perché poi si offende ed è un problema. Va bene. Ciao a tutti. Salutiamo Marzia, Diana, Ciao. ovviamente direttrice di UTG, e salutiamo anche Gianluca Viscogliosi di Sport Italia. Grazie Gianlu per essere stato con noi. Spero che ti sia piaciuta anche la sorpresa. Assolutamente di ritrovare Marzia, visto che c'era, tra l'altro è rientrata oggi dalle ferie, quindi insomma l'hai beccata giusta. Beata lei. Questi da cronaca che rientra adesso, vaglielo a dite che sei in ballo da 30 È vero. Vabbè, non ti preoccupare. Va bene, avevi altre domande per Gianlu? No, possiamo salutare. Sì, direi Gianlu, grazie. ampiamente. Grazie, buon lavoro. Grazie Gianlu, alla prossima, buon lavoro. Ciao Gianlu. Eccoci qua, perfetto. Non so cosa sia successo prima, però vabbè, non c'è Te lo problema. dico io cosa è successo. Esatto, come dice giustamente Fabio Tidini, in regia. Sono uscito dal... No, è uscito lui, tu non hai capito, hai schiacciato e hai riattaccato tra l'altro il video. Ok, sì, c'è Ivan Pavone, adesso lo facciamo entrare. E quindi cosa hai fatto? Hai fatto casino con microfono e video. Sei uscito, quindi hai tolto l'audio, perché noi ti ricordo che l'audio ce l'abbiamo. Certo. Entriamo da qua e quindi usciamo da qua e quindi vabbè, va bene, non è un problema. Va bene. Switch, quindi da Gianluca Viscogliosi di Sport Italia a un volto notissimo. Eccolo, guarda che bello, Ivan Paone, ben ritrovato. Grande Ivan. Buongiorno. Io speravo però che lasciaste il posto a Marzia in conduzione. No, Marzia deve lavorare, a differenza nostra, che insomma, come al solito, ci dilettiamo a parlare di sport. Caro Ivan, intanto ben ritrovato a Buongiorno 131. Voglio farti notare come è entrato Ivan, è schizzata in alto il counter, il contatore delle presenze. Vabbè, se dovete prendere per il culo, chiudo il collegamento. No, è vero, guarda, ti stanno già salutando. Ogni volta Ivan. dici così perché non ci credi, ma è la verità. Vabbè, comunque. Ivan, allora, questo debutto vincente del Cagliari dopo 13 anni, insomma, intanto ti aspettavi i 3 punti e poi soprattutto ti aspettavi i 3 punti dopo una prestazione di fatto convincente come è stata quella del Tardini. Indubbiamente il miglior Cagliari delle ultime 2 stagioni. Parlo di quella di Nicola, di quella dell'anno scorso di Pisacane, questa è solo all'inizio. Una bellissima prestazione sul piano della aggressività, dell'attenzione, della concentrazione e anche della capacità di costruire occasioni da gol. Ha confermato il Cagliari di non avere questa grande capacità di trasformare le occasioni in reti, probabilmente deriva anche dall'inesperienza del centravanti. Mendy è un ragazzo che si sta facendo adesso la Serie A, però come dicono gli allenatori, sin quando costruiamo occasioni da gol va bene, i gol arriveranno. Ecco, comunque ne è arrivato uno bellissimo di un centrocampista, la vittoria meritata al termine di una prestazione veramente scintillante. C'è da dire Parma parecchio sottotono, ha perso giocatori importanti e questa ancora secondo me non è riuscito ancora a trovare l'assetto giusto per poter competere in Serie A, perché non può essere questo il Parma. Obiettivamente bisogna riconoscere che è ancora un pochino indietro. Questo non toglie naturalmente i meriti del Cagliari, ci mancherebbe. Io chiedo a Ivan
se ti aspettavi un po' questo Cagliari, perché comunque nel precampionato insomma si è visto via via la crescita partita dopo partita, ma effettivamente la sfida di Parma ha visto un Cagliari, ripeto, dominante, un Cagliari che non ha praticamente rischiato nulla. L'unico neo, come giustamente hai detto tu, ma che abbiamo detto anche noi, ovviamente là davanti, ecco, magari si poteva far meglio, il Cagliari poteva sicuramente far meglio, poteva segnare di più, però questi 3 punti sono assolutamente fondamentali per ora contro una diretta concorrente, perché Cagliari e Parma sono 2 squadre che almeno inizialmente lotteranno per la salvezza, poi si vedrà. Mi fa piacere che le vacanze non abbiano cambiato le abitudini chilometri. No, che tra l'altro poi venerdì in conferenza stampa Pisacane, un collega, ha detto che tu mi fai domande talmente lunghe che quando finisci non mi ricordo più qual era la premessa e qual era l'inizio della domanda. Comunque adesso battuti a parte, sinceramente non me lo aspettavo un Cagliari così brillante all'inizio della stagione. Ho visto che un po' tutte le squadre sono in fase di rodaggio. Per esempio, la Juventus ieri ha dominato il primo tempo, sprecando molto, sembrava padrona del campo, poi ha avuto un crollo, non so se fisico che altro, e il Frosinone l'ha messa alle corde nella ripresa. Il Milan ha cincischiato e ha vinto grazie a 3 minuti da Milan, come ha titolato correttamente, credo, il mio giornale. Per il resto è stata una prestazione così, insomma, solo l'Inter è apparso nettamente superiore, ma già si sapeva. È normale che in fase di rodaggio ci siano queste difficoltà. Il Cagliari invece sembrava una squadra già al giro di boa, bella collaudata, rodata, pimpante, con una buona gamba. Avrei chiesto questo a Pisacane, la stessa domanda che hai fatto tu a me, avresti potuto farla a Pisacane ieri. Te ne sei dimenticato, comunque pazienza. No, ma perché poi ci sono i tempi contingentati nel post partita, quindi il problema è quello, avrebbe bruciato le domande degli altri. Va bene. Sai come le chiamo io? Le chiamo io questo, le cavallette. Ve lo ricordate i Blues Brothers, il film? Certo. Ovviamente. Quando lui è nel tunnel che sta scappando e c'è la fidanzata mollata sull'altare col bazooka che lo vuole ammazzare. E allora tira fuori tutte le scuse per non essersi presentato all'altare. C'era l'alluvione, aveva il raffreddore, c'era un'invasione di cavallette. Queste sono le cavallette. Avanti, nuova domanda. Nuova domanda. Allora, al di là del risultato, al di là della gara, c'è qualche giocatore che non ti ha convinto o che pensi che, visto un po' l'andamento della partita, potesse far meglio? Sì, e i 2 difensori esterni, Zé Pedro e Obert, più Zé Pedro che l'ho visto in difficoltà già in precampionato con diversi errori che non sono da lui. Tra l'altro si è fatta morire anche abbastanza presto per un fallo evidente, quindi con un cartellino giallo giusto. Mi sembra un po' in ritardo, in maniera un po' sorprendente, perché l'anno scorso era stato veramente molto bravo, tempista, pulito, sempre grintoso, abile nell'anticipo, nell'andare addosso all'avversario in maniera tempestiva. E quest'anno probabilmente sta accusando un po' di fatica per la preparazione. E anche Obert l'ho visto in difficoltà, è vero, mi ricordo bene, è stato sostituito poi Zé Pedro perché da Zappa, giusto? Ricordo bene. Sì, che era ammonito. Chiaramente, cioè, un difensore ammonito, puoi tirare avanti un po', poi per evitare guai peggiori, giustamente Pisacane l'ha sostituito. E anche Obert mi è sembrato un po' meno preciso e un po' meno arrembante rispetto al solito. Io non credo siano in discussione le capacità dei giocatori quanto la condizione fisica, ancora da trovare. Su Ober, secondo me, Ivan, poi io l'ho scritto anche nelle mie pagelle, più che altro il Cagliari ha giocato pochissimo dalle sue parti, soprattutto nel primo tempo. Un po' come è successo anche con l'Arezzo, cioè sembrava un controsenso, cioè tu hai uno dei giocatori che sulla carta, e poi ti ha dimostrato anche durante l'estate di essere in buona forma, è uno dei giocatori più forti a livello potenziale, non solo,
E poi alla fine ci giochi, cioè dalla sua parte giochi pochissimo, perché se noi ci pensiamo, a sinistra il Cagliari ha, se consideriamo anche il centro-sinistra di Rodriguez, Obert, Fazzini e poi Maldini ha giocato contro il Parma in quella posizione, prima era Esposito. Cioè, di fatto, l'asse tecnico, l'asse più fantasioso della tua squadra ce l'hai tutto a sinistra. Eppure il Cagliari, anche contro il Parma, ha giocato spesso e volentieri più dall'altra parte che dalle parti di Obert. Anche perché poi ogni volta che ha dato palla a Obert in profondità ha creato qualcosa di pericoloso, perché è arrivato il tiro di Maldini, perché è arrivato contro la Lazio, è arrivato quel colpo di testa di Mendy in area, e quindi è un po' strana anche questa tendenza. Poi però nel secondo tempo anche Obert è uscito un po' di più alla distanza, perché il Cagliari ha effettivamente provato a giocare di più su quella fascia. C'era il commento a cui volevo rispondere proprio sull'attacco, l'ho messo prima, questo qui, che dice Davide, dice: non capisco perché diciate che potessero fare di più in attacco, abbiamo preso 3 pali, un tiro uscito a fil di palo, un gol abbiamo fatto, meglio 4 occasioni grosse che 10 alla casinera, tra virgolette. Ma guarda, ti dico, siccome è stata anche la mia domanda poi a Pisacane nel post partita, hai creato, come l'ho detto anche Ivan prima, però hai concretizzato poco. Cioè il rischio era, senza l'Eurogol di Romano, magari di tornare a casa con uno 0-0 in cui ti mangiavi non solo le mani, probabilmente arrivavi fino al gomito per il rammarico di quanto sprecato. Ecco, secondo me serve a questo Cagliari, intanto servono gerarchie definite, Ivan, infatti su questo poi ti voglio chiedere la tua. Cioè, intanto gerarchie definite, chi è il centravanti titolare? Sarà Kevin Carlos? Sarà Mendy? Chi è che subentra? Borrelli che tipo di contributo dovrà dare? Se resta, Kingston è in uscita, però poi alla fine è entrato contro il Parma. E poi effettivamente quella concretezza che già l'anno scorso un po' era mancata, cioè quest'anno il Cagliari costruisce. L'anno scorso, sai, costruiva un po' meno, quest'anno costruisce, però poi alla fine se voi portate a casa le vittorie devi anche fare gol. Ivan, secondo te? Qual è la domanda? Perché mi sono... Le gerarchie in attacco, serve più concretezza. No, perché sai, allora, sì, ho letto anche io il commento del nostro ascoltatore, cosa poteva fare in più in attacco? Segnare qualche gol in più. Se costruisci tanto, ecco, un gol arrivato da un centrocampista con un tiro alla distanza è un po' poco rispetto alla mole di gioco. Sono d'accordo con te su Obert, che è stato cercato poco. Anche questa è una domanda che avreste dovuto fare voi a Pisacane, voi che fate a Parma a Pisacane. Vabbè, ma i tempi sono contingentati, mi stavo dicendo. È quello. Più che altro hanno fatto fare domande anche ai colleghi di Parma, che ci mancherebbe, è giusto, però poi alla fine se fanno 3 domande sul Parma a Pisacane... Sì, certo. Noi pagheremo il biglietto per andare, cioè paghiamo l'aereo per andare in trasferta, magari lasciare un po' più di spazio a noi invece che agli altri. Anche perché ci sono alcune squadre come il Napoli, l'ha detto stampo del Napoli a Cagliari, fa fare domande solo agli inviati del Napoli che fanno domande sul Napoli al loro allenatore. Non mi sembra una cosa così strana, dire. Però vabbè, lasciamo comunque va bene. Sì, Obert è stato cercato poco, ha sviluppato poco il Cagliari, è abbastanza strano, però magari ne parleremo con Pisacane in un'altra occasione. Le gerarchie, io sono sempre stato fautore del fatto che un allenatore debba avere chiaro lo schieramento base. Questo non significa che debbano giocare sempre gli stessi 11, e ci mancherebbe. Nell'era poi delle 5 sostituzioni e del campionato così compresso ci stanno infortuni, squalifiche, cali di forma, quindi poi si cambia molto. Però una idea di base la dovrebbe avere, e se no la Pisacane lo ha dimostrato, perché ha giocato la stessa formazione che ha giocato con l'Arezzo e che aveva provato anche con l'Union Berlino, più o meno, adesso non ricordo benissimo, ma non mi pare che abbia fatto tante modifiche, se non l'inserimento di Maldini che è arrivato dopo. E là la questione del centravanti è da valutare, perché squadra che vince non si tocca, è un vecchio adagio del calcio, che però, insomma, il Pisacane non sempre ha tenuto in considerazione. Teoricamente il titolare dovrebbe essere Kevin Carlos. Non conosciamo quali siano le sue condizioni di forma al momento,
ha ammesso Pisacane venerdì scorso in conferenza stampa che ancora non era al top, potrebbe esserlo per la partita con l'Inter. Quindi io Kevin Carlos me lo aspetto in campo contro l'Inter. Così. Così, piace detto, il tuo- detto di ottimismo. lunedì, poi si vedrà. Certo. Vabbè, siccome Questo voi è siete evidente. abituati a fare 0-0, capito, a tenere i piedi in due staffi, io dico che gioca Kevin Carlos. E poi se la 0 gioca a 0. pazienza. È colpa di Luca, come sempre. Cosa dovevi chiedere a Ivan? Mercato? Ti ho No, segnato un paio di dai. cose per Ivan, quindi... No, vabbè, la prima è, volevo sapere anche la tua sulla prestazione di Maldini prima di andare sul mercato. Voglio capire un po' secondo te che margini ha Maldini, perché con Fra, insomma, magari la vediamo un po' diversamente. A me ha stupito la partita di Maldini a Parma. Adesso vorrei che lui continuasse a giocare in questa maniera, anzi migliorasse ancora un po'. Invece nella sua carriera, insomma, nella sua breve carriera, non è stato un giocatore tanto costante. Ma Francesca Resu cosa ne pensa di Maldini? Io gli ho già detto che a me piace che lui non capisce niente di calcio, però l'ho detto anche l'altro giorno, mi hanno ripreso nei commenti e quindi oggi non lo ripeto, ma tanto Luca lo sa cosa pensa. Diciamo che il giudizio sul collega è stato un po' drastico comunque. Essendo... No, io ho solo detto ho ripetuto quello che ho detto post Parma, quindi no. Essendo Aresu il direttore nonché patron del sito, sono d'accordo con lui. Grande Ivan. Bravo. Però in realtà Risposta da 0-0 questa, no che 0-0, ho giocato l'1. In realtà a me è piaciuto molto Maldini, è un giocatore veramente molto elegante, tecnico, poi non si è dato da fare anche in fase di non possesso, è stata un'ultima prestazione. Quello in cui secondo me ha sbagliato che ha gigioneggiato un po' in area di rigore, perché un paio di volte ha avuto il pallone per tirare e ha tentato l'ultimo tocco, l'ultimo dribbling, un colpo di tacco. Quando si arriva nei pressi dell'area avversaria dovrebbe essere un po' più incisivo e probabilmente potrebbe migliorare il suo coefficiente realizzativo. Però mi è piaciuto molto. È un giocatore che può dare tanto, anche perché ha un'accelerazione mica da ridere e poi ha anche una certa fisicità, è molto alto, sembra anche gracile, fra virgolette gracile naturalmente rispetto alla media dei giocatori della Serie A, ma ha messo la gamba con decisione più di una volta e ha fatto sentire una stazza non indifferente. Io credo che il problema di Maldini, lo evinco anche da una dichiarazione che ha fatto Pisacane quando ha detto io e lo staff dobbiamo essere bravi a dargli grinta, a motivarlo. Credo che il limite, forse è vero, di questo giocatore è quello di non avere la garra o la cazzimma, se vogliamo dire alla napoletana, che aveva il padre, per capirci. Però se riescono ad accenderlo, credo che possa dare tanto. Beh, già l'occasione che ha avuto, il quasi gol, diciamo così, si è inventato un tiro da fermo che ha sfiorato l'incrocio, tiro forte, preciso, veramente in un nulla di spazio. Cioè, è chiaro che è un giocatore che ha delle caratteristiche molto, molto importanti. A me è piaciuto più che altro, ve l'ho detto anche a Pisacane in conferenza stampa, a un certo punto nel secondo tempo, pochi minuti prima che lasciasse il campo, ha perso palla sulla sinistra, era già stanco e si vedeva, invece di fermarsi e mollare, aspettare che magari andasse un compagno a recuperare il pallone, invece è andato, ha pressato il giocatore, è intervenuto in scivolata, ha messo il fallo laterale, fermando una possibile ripartenza del Parma. Quello secondo me ancora più, forse ancora più dell'occasione da gol sfiorata, a Pisacane sarà piaciuto, perché è quello che chiede poi anche a tutti i suoi giocatori, a prescindere da quella che è la posizione in campo. Però ha detto bene Ivan, bisogna accenderlo Maldini, bisogna accenderlo in maniera costante per tutta la partita. Però a me è piaciuto tanto.
No, preciso, a Parma mi è piaciuto tanto. Il mio dubbio è la continuità in un campionato, è solo quello. Io non metto in dubbio il giocatore, attenzione. Però, siccome negli scorsi Tu anni... ragioni, come sempre, in termini fantacalcistici. No, in termini Quindi, di siccome presenza Fantacalcio anche in un campionato. ha fatto male, era come piccoli, anche piccoli, prima di arrivare a Cagliari non era mai stato Aveva continuo, fatto massimo 5 gol, è vero. Adesso Ne ha vedremo fatto se gli 10. daranno... Oh, ma gli quando daranno festeggiate mi possibilità. sembrate stalle olio, lo sai. Vabbè, dai, è già un passo avanti rispetto a Esatto. Sandra e Raimondo, perché tutto sommato è... Te l'ho detto anche altro. Esatto. Comunque, e poi Dica. la continuità la valuteremo col proseguo del campionato. Cammin facendo, certo. Adesso è un po' difficile. Hai già un po' chiesto di difficile. Esposito a Ivan? No? Che Perché io ho la maglia Ah, granata oggi, esatto. non per il Piuttosto, Torino, però. per chiudere il discorso Maldini, chi è il sostituto di Maldini? E il sostituto di Maldini... Non c'è. In questo momento non entrano c'è. Felice Fadera e Felice cambi- Fadera. e Però sono cambi- diversi. e Sono cambi diversi. Esatto, quello impostazione. volevo dire, non c'è un giocatore al momento, a meno che non Forse voglia Cavuoti per caratteristiche tecniche. un po' potrebbe Cavuoti, Vero, Cavuoti. un pochino, però insomma, siamo un po' lontani. Sì, in effetti. No. Vero. Vai con a quel Esposito, punto aspetta per che mi metto le potresti, Vai. potresti alzare Fazzini, però in caso non ci fosse Maldini puoi alzare Fazzini. Ma Potrebbe sì, essere quella l'alternativa. è quello che ha detto anche Fazzini, Pisacane, anche Fazzini lo può fare, però sono sempre caratteristiche diverse, però va bene, insomma, ci mancherebbe. Vai, Esposito. Vai. Faccio io la domanda? Sì, certo, certo, assolutamente. vabbè. Ti chiedo, Ivan, Ti ma che... nascondi, no? No, assolutamente. Ci sono anche domande da parte dei nostri utenti. Secondo te come finirà la questione Esposito? Come finirà? Cioè Esposito andrà realmente al Torino con la formula magari del prestito pur di mandare a giocare Sebastiano, oppure ci sono anche altre squadre che possono prendere ormai l'ex attaccante del Cagliari, anche se effettivamente ancora, però effettivamente quest'anno non si è visto, L'ex quindi Impact, esatto. Non operare, se no non lo cedono, questa roba te la clippano e poi diventa ti fanno a pezzi, infatti. Te lo dico sempre per difenderti, ricordo. Grazie Fra. Credo che il Torino sia una soluzione possibile, in prestito purché sia, perché Esposito non può tornare al Cagliari. Non può tornare al Cagliari per un fatto ambientale, i tifosi sono inviperiti con lui e credo anche che nello spogliatoio non verrebbe accolto benevolmente, almeno da tanti comprensibilmente. Quindi credo che il Torino in prestito, alla fine il Cagliari dovrà accettare questa soluzione, che è una soluzione provvisoria, perché poi il prossimo anno, se il Torino non lo riscattasse, il problema si ripresenterebbe. E purtroppo quando le situazioni si incancreniscono, poi non è detto che si trovi una soluzione che accontenti tutti pienamente. Quella di prestito a Torino è una soluzione di emergenza e poi si vedrà. Certo non una gestione impeccabile da parte di tutti, del giocatore, del suo entourage e della società. Assolutamente. Fra, tu vuoi aggiungere qualcosa? Perché scusa se vai. aggiungo una cosa. Io venerdì a Pisacane gli ho fatto la domanda su Esposito, gli ho chiesto se il caso Esposito lo turbasse ancora, come aveva detto egli stesso qualche giorno prima. E ha risposto con uno comment sostanzialmente, e non mi è sembrato neanche felicissimo della domanda, ma è una mia impressione. Però io voglio sottolineare una cosa, che è fuori rosa in pratica il miglior realizzatore dello scorso anno, il giocatore di punta del Cagliari con Caprile e Gaetano che non c'è più, tant'è vero che è stato valutato 15 milioni dal Cagliari. Quindi uno dei giocatori più importanti della rosa rossoblù. È come se fosse sull'Aventino nell'Inter Lautaro Martinez. Io credo se avvenisse questo all'Inter, i giornali ogni giorno farebbero un titolo a tutta pagina in prima pagina. Qua a Cagliari un po' è calato il silenzio, se ne parla pochino di sfuggita. In realtà è un caso clamoroso, che io sono pochi precedenti nella storia recente del Cagliari.
Sì, sì. No, ma diciamo che poi è una situazione senza... cioè in queste settimane ne abbiamo letto veramente un po' di tutto. Anche i nomi che vengono accostati al Cagliari sul fronte Torino, a me sinceramente, io ieri sera ho scritto un piccolo pezzo di mercato col Cagliari che ha come priorità in questo momento le uscite prima che le entrate, perché sono più di 30 giocatori, cioè se contiamo anche Grandu e Akarakiri sono 33 giocatori, cioè di cosa stiamo parlando, ok? Quindi vuol dire che c'è una squadra intera da cedere, stando più o meno sui 22 giocatori, no? 25 giocatori, quindi insomma, onestamente il Cagliari prima di prendere qualcuno deve necessariamente cedere. E sul fronte Esposito il Torino sta offrendo esuberi, il Cagliari non sta cedendo un esubero, cioè sta cedendo un esubero di fatto perché lo è diventato in questa situazione, ma sta cedendo, come ha detto giustamente Ivan, il suo giocatore più rappresentativo tolto palestra l'anno scorso, cioè quello che numeri alla mano è stato il più decisivo tra gol e assist. E quando il Torino, cioè quando da Torino viene detto no, ma il Torino offre Angiorin, che è un giocatore che il Torino sta cercando di cedere in ogni modo possibile già dall'anno scorso. Abuklal, che non so quanti di voi ieri abbiano visto Torino-Milan, penso che l'abbia vista, si sentiva dall'audio dei telecronisti un ritorno di un tifoso del Torino della tribuna che insultava costantemente il giocatore, proprio si sentiva pieno. Se andate a risentire la telecronaca di DAZN si sente clamorosamente si sentono gli insulti di questo tifoso. Oppure Ilic, che è un altro giocatore che è fuori rosa da 2 anni, quasi da 2 anni, e c'è Adams, che è l'unico giocatore forse veramente importante di quelli proposti dal Torino, che però comunque ha uno stipendio altissimo, va in scadenza di contratto adesso e quindi andrebbe capito. Io Adams lo prenderei ieri, ve lo dico, cioè di quelli che sono stati ma dopo il gol che ha fatto ieri non credo che il Torino lo ceda. E anche quello però, capito? Quindi, cioè, no, vabbè, ma non è questione di contropartite, il Cagliari non può prendere contropartite. Ma io ho letto con attenzione il tuo pezzo, che condivido pienamente. Anzi, avevo la stampante rotta, altrimenti l'avrei stampato e incorniciato. Scusa, Francesco. Come fa il Cagliari a prendere altri giocatori che esuberi poi del Torino, che non mi pare che sia il Real Madrid? Io ho l'impressione sul calciomercato del Cagliari sia successo questo, che sia stato molto rapido a chiudere operazioni che aveva su giocatori che seguiva ormai da un anno, ma questo l'ha detto Pisacani, mica me lo sto inventando io, che quindi di cui aveva tutte le referenze, conosceva già i termini economici, quindi abbia fatto in fretta. E invece quando si è trattato di cedere, sta accusando il passo, ha talmente tanti esuberi che adesso deve sicuramente procedere in questa settimana a sfoltire la rosa, che è una rosa che credo che neanche il Milan credo che ce l'abbia, o siamo lì, ma stiamo parlando di due realtà diverse. Sì, poi vabbè, giusto anche per fare qualche nome, abbiamo detto prima di Kingston, no? Che ha diverse proposte dall'estero, abbiamo scritto di Albarracin, che è molto vicino all'Albacete, quindi in Serie B spagnola, e con Prati che continua a essere seguito dal Racing Santander, però sono 3, no? Le uscite dovranno essere almeno 8, cioè verosimilmente 7-8, cioè giocatori che devono lasciare la squadra sono quelli, e a questi 3 devi aggiungere sicuramente Esposito, devi aggiungere magari un altro in attacco, perché è vero che in questi 33 ci sono appunto Grandu, Akarakiri, Idrissi, 3P, un'altra situazione che non si sa effettivamente poi quando riuscirà a rientrare, perché poi anche da questo punto di vista si discuteva anche in questi giorni il problema che hanno avuto i suoi polmoni, lo stress a cui sono stati sottoposti i polmoni, e Ivan, insomma, ne abbiamo neanche scritto anche Ivan, insomma, non è una roba così banale. E quando noi dicevamo già dai giorni scorsi bisognerà stare attenti alle tempistiche, soprattutto per l'idoneità, e soprattutto l'idoneità in Italia,
perché sappiamo quanto siano stringenti, Ivan, le norme su questo tipo di situazione per il calcio, per lo sport professionistico italiano, quindi non sono cose banali, però comunque tolti anche questi giocatori sono tantissimi, sono veramente tanti, e in una squadra comunque che non ha la Champions, che non vuole, cioè magari sì, però dico, sulla carta non punta a vincere la Coppa Italia, è anche difficile riuscire a tenerli tutti buoni, no? No, ma tu, guarda, stai tranquillo che avrai il tuo spazio. Adesso vi faccio un esempio, senza fare polemica, certo. perché l'ho visto sabato. Sabato Prati era sul punto di entrare, cioè era a fianco al quarto uomo, già senza la pettorina, stava entrando, poi alla fine non è entrato, cioè ha continuato a riscaldarsi e alla fine non è entrato perché sono entrati altri, perché ci sono state altre necessità in quel momento. Quindi, sai, bisogna anche stare molto attenti alla gestione dello spogliatoio. Infatti, è proprio da quel punto di vista, problematica. e avere tanti e troppi giocatori rischia di essere un problema. C'è la domanda su Nandez, Ivan. Sì, Ti guarda, chiedono sì. da più parti su Nandez. Sì, infatti, l'avrei detto spontaneamente completando il discorso dell'attacco, perché adesso in attacco un po' un problema c'è, perché il Cagliari ha 3 centravanti, che sono Mendy, Borrelli e Kevin Carlos. 4, Che anche Kingston, esatto. Kingston che stiamo dando per scontato che va via, per quello non Sì. l'ho contato. Ok. Altrimenti veramente sono 4. Maldini non ha un vero sostituto però, che potrebbe essere Felici. Allora facciamo Maldini Felici, va bene? Però poi sulla destra, nell'eventualità, c'è un vuoto, ma l'ha detto Pisacane, non è che lo sto inventando io. Certo. E Nandez è l'uomo che secondo me ha chiesto Pisacane. Secondo me è l'uomo che ha chiesto Pisacane, che è quello che gli serve, un uomo di esperienza, ficcante, veloce, che conosce. Ci mette un secondo ad ambientarsi? Sì, no, perché è sardo come siamo sardi noi, è sempre qui, va a caccia al cinghiale, fa gli spuntini negli figli, quindi è proprio un sardo pellito, come si diceva un tempo. È un buon giocatore, non ci sono dubbi. Pisacane lo conosce perché è stato il suo compagno di squadra e quindi io credo che sia una pista credibile. Lo scoglio e l'ingaggio, che è molto alto perché è andato in Arabia a guadagnare tanti soldi, però un margine di trattativa penso che ci possa essere. Con questo il Cagliari completa il quadro d'attacco, insomma, perché allora come seconde punte avrebbe Nandez, Maldini, o come trequartisti, come vogliamo chiamarli, avrebbe Nandez, Maldini, eventualmente Fazzini, sono sempre un po' pochi, perché, però a quel punto puoi giocare anche con 2 prime punte, che ne so, puoi giocare con avresti anche Fadera però, Ivan, Sì, hai ragione, ecco, adesso mi sfuggiva, perché le coppie, l'assetto dell'attacco è questo, 3 centravanti, Mendy, Borrelli, Kevin Carlos, e 2 trequartisti di sinistra, Maldini e Felici, 2 trequartisti di destra che sono Fadera e Mister X. E Mister X potrebbe essere Nandez. Ecco. È questa l'idea. Felici è entrato e ha giocato a destra, esatto. infatti. Cioè, ha giocato a destra per necessità, perché Fadera non era appunto dico. Sì, però Fadera è stato preso, ricordiamo, per giocare dall'altra parte. Infatti, poi le puoi giocare a cambiare, sinistra, era per fare il gioco delle coppie, ecco. Non fate quindi... i PB però, mamma mia ragazzi. Ma io lo faccio perché sennò poi arriva, lo faccio perché i nostri spettatori sono attentissimi, attentissimi e quindi bisogna essere sul pezzo, capito? No, al di là delle battute, però il discorso di Felici a destra è proprio un segnale, cioè ricorda un po' determinate mosse che sono state fatte in questi ultimi anni dai vari allenatori del Cagliari, no? Cioè, un segnale, chi mette a destra metto Felici, ma come? Ma Felici la sua forza principale è quella di dribblare e rientrare sul destro, vabbè, io ho lui e metto lui, quindi mi ricorda quello che fece Donadoni in precampionato, che mi mancava una mezzala Donadoni in un amichevole Olbia,
schierò in mezzala Ibarbo, che era un attaccante, per mandare un messaggio a Cellino. Chiedetemi come è andata a finire. Credo che la notte dopo sia stato mandato via, quindi o la notte stessa o la notte dopo. Quindi, se non ricordo male, come tempistiche erano quelle. Però devo ricordare, Cellino poi a distanza di tempo riconobbe che fu l'unica volta che si pentì di aver mandato via un allenatore, riconoscendo a Donadoni educazione, capacità, eccetera, eccetera. E l'unico per il quale mi sono pentito è Donadoni, tutti gli altri no. Molto bene. No, c'è sempre un buon motivo per mandare via l'allenatore, dicevo. Esatto. La si trova sempre la scusa, no? Si trova sempre. È come le multe, cioè c'è sempre un modo per metterti la multa, lo troveranno sempre. Esatto. Chi la può mettere. Di Paolo paga le colpe di Giuffredi di scelta tecnica, lo terrei, ripetiamo ancora una volta su Di Paolo non c'è un discorso di complotto di Giuffredi o altro, semplicemente un giocatore che è stato ritenuto ancora non pronto e quindi deve andare a giocare così come Albarracin. È un giocatore che ha fatto molto bene nel precampionato. Tra l'altro, due giocatori che possono giocare a destra, tra l'altro. Esatto. Sì, due. Più Di Paolo, però perché Di Paolo è mancino, quindi potrebbe fare quel tipo di gioco, ma evidentemente il Cagliari pensa che sia più utile mandarlo a giocare in prestito secco, ricordiamolo, secco, come ha fatto l'Atalanta con Palestra l'anno scorso, non accetta nessun tipo di riscatto o controriscatto, a meno che non si metta un controriscatto, ma al momento la linea è il prestito secco, così come per Albarracin, a meno che non cambi qualcosa in queste ore. Dovrebbe andare alla Spezia a ritrovare, lo abbiamo detto, Guido Angelozzi e Marco Turati, che è stato il suo allenatore l'anno scorso a Siracusa, che è quello che lo ha lanciato nel grande calcio. Io ribadisco, meglio andare a Spezia in Serie C, in un girone molto tosto come quello dove c'è anche la Torres, tra l'altro stasera, ricordiamolo, esordisce in campionato contro il Livorno, che magari andare in una Serie B, in una squadra di bassa classifica o comunque in cui magari non hai la certezza di giocare sempre, in cui in un modo o nell'altro, poi faccio l'esempio, Vinci Guerra l'anno scorso a Pescara, che di fatto ha perso i primi 6 mesi perché a Pescara non vedeva praticamente mai campo. Invece è meglio, secondo me, andare a lottare in un campionato tosto, in una squadra ambiziosa e poi soprattutto con direttore sportivo, allenatore che già ti conoscono e quindi sanno anche cosa puoi dare alla squadra. Va bene, direi che ci siamo, Ivan, non so se hai altre cose da dire. Appunto, perché sennò poi si fa tardi. Cosa prevede il menù oggi? Hai già pensato? Sì, pasta e fagioli. Pasta e fagioli, molto molto buono. Piatto tipicamente estivo, ovviamente, ma però... lo mangio freddo. Ah, mangi freddo? Ah, va bene. Devo provarlo freddo. A me piacciono le zuppe fredde, cioè d'estate è chiaro che non puoi mangiare la zuppa e fagioli con le cotiche bollette. No, io sudo solo a vedere la pentola sul fuoco, a quel punto, quindi in questo periodo... Cosa mangi? Mozzarella e pomodoro tutta l'estate? Allora, ieri sera io ho mangiato esattamente riso in bianco, zucchine bollite, mozzarella e pomodoro, perché ero reduce dalla 2 giorni di Parma, vero? Okay. Ragazzi, 2 giorni di Parma va gestita poi. Questo menù ospedaliero chi te l'ha fatto? Io da solo, l'ho deciso io per poter dormire. Perché... e poi alle 7:30 hanno spento la luce. Più o meno. No, ho cenato tardi. In realtà, no, ma perché... Il termometro, ti hanno passato il termometro e sei andato a letto. No, ma Ivan, devi capire che la trasferta di Parma è stata un po' più lunga del dal previsto. Gastronomico. Perché c'è scappato il pranzo, che di solito non c'è nella trasferta, il pranzo in più, cioè 2 pranzi e una cena. E cosa fai a Parma? Ti prendi la caprese? Direi di no, Ivan. No, se prendi la caprese ti danno il daspo cittadino. Esatto. E quindi con il buon Lele Casini ci siamo sacrificati. Tra l'altro, ottimo posto, Trattoria dei Corrieri, vicino al torrente Parma, insomma, che era vicino al nostro albergo, la zona del conservatorio, lì Piazza Garibaldi, del centro di Parma. Posto veramente top, molto simpatici anche insomma, il gestore e quant'altro, quindi davvero posto top. Tra l'altro, giusto per capirci, ovviamente noi entriamo
sabato e troviamo gli amici di Pozzomaggiore, Ecco. Amici di Orroli, altri tifosi del calcio, praticamente come sempre noi dove ci spostiamo troviamo amici. Perché lo sanno dove vai, vogliono vederti, toccarti, quindi... No, era l'autografo. c'era Bibi, quindi essendoci Bibi, d'altronde Bibi Velluzzi, quindi Allora, chiaramente Ubi Maior. Va bene. Grazie Ivan, ci vediamo Grazie domani. mille, Ivan. Un Col abbraccio, cazzeggio buon lavoro. finale abbiamo chiuso. Ciao ragazzi. Di nuovo sono risollevati di nuovo il picco degli Chiamatemi spettatori, perché la gente quando volete, non vi rispondo. Ciao. Grazie Ivan. Grazie Ivan, ciao. Mitico. Meraviglioso. Va bene ragazzi, siamo in chiusura. Sì. Siamo in chiusura, incredibile, chi l'avrebbe mai detto? Caro Luca Di Leonardo, ci vediamo domani? A quanto pare. Ci vediamo domani, abbiamo già gli Settimana ospiti, piena. giusto? Perché Sì, domani parleremo di sì, Torres, sì. perché appunto stasera Abbiamo già gli ospiti. debutta in campionato, perché c'è già stata anche Coppa Italia. per il Cagliari, anche la Torres ha già Italia debuttato Serie C. in stagione in Coppa Italia con la sconfitta per 4-1 contro lo Spezia di domenica 16 agosto, e oggi ci sarà appunto l'esordio in posticipo a Livorno di Lucarelli, insomma una situazione abbastanza importante e impegnativa per quello che appunto sarà un girone B molto molto tosto, l'abbiamo già detto, ne parleremo appunto domani con il nostro Roberto Pinna, e poi domani torna anche Diablo. Esatto. Anche Alessandro Spedicati, quindi torna Diabloid, e quindi si riparte esattamente come avevamo chiuso, quindi speriamo di aver fatto cosa gradita. Per stasera, vi ricordo ancora una volta, la Torres potete seguirla come sempre sul nostro sito, la testuale è pagelle più sala stampa, e quindi post partita testuale, ci sarà ancora tanto di parlare, ci sarà ancora tanto mercato di cui parlare, un approfondimento magari sul Cagliari, ci sarà da parlare anche della primavera, dell'Under 20 del Cagliari di Gagego, che ieri ha vinto contro l'Albino Leffe con tanto di dedica anche loro per gli L3P. Esattamente, ovviamente, con doppietta di Sugamele, quindi insomma è ripartita la stagione dello sport sardo, noi siamo on fire, come anche il nostro Luca Di Leonardo, come vedete, quindi chiudiamo questa prima puntata settimanale di Buongiorno 131, come sempre ringraziando Fabio Tidili in regia, tutta la community di 131 che ci ha seguito anche oggi, e coloro che ci seguiranno anche in replica, perché poi ci seguono tanto anche in replica. Appuntamento a domani mattina alle ore 10. Ciao! Ciao a tutti! E sigla! E forza. Benvenuti in CMA, qui trasformiamo le vostre idee in soluzioni di comunicazione e marketing. Nel nostro showroom trovate gadget, abbigliamento personalizzato e soluzioni tecnologiche per ogni azienda. Mi occupo di grafica e supporto tecnico, ogni particolare conta. Gestiamo la vostra presenza sui social. Realizziamo siti web e soluzioni digitali per far crescere il vostro business. Formazione continua e momenti di condivisione tra gli imprenditori. Qui nascono le migliori idee e nuove collaborazioni. Viviamo insieme nelle nostre aree relax, spazi dinamici con palestra, biliardo e ping pong. La vostra crescita è il nostro progetto. Ciao, sono Fabio e sono il titolare della Credisar. Oggi vi presento la nostra squadra. Ciao, sono Antonella e mi occupo del caricamento e della gestione delle pratiche. Ciao, sono Marzia e mi occupo dell'accoglienza clienti e del back office. Ciao, sono Franco, mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese e ai loro dipendenti. Credisar è un team di esperti in consulenza e di professionisti nella gestione delle pratiche per la cessione del quinto, prestiti personali, anticipo del TFS, mutui casa e finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese. Siamo una realtà giovane, nata nel 2022, ma con una lunga esperienza pregressa nel settore. Ci piace descrivere Credisar come persone al servizio delle persone. Infatti per noi non sarai mai un numero di pratica, ma un amico da guidare passo dopo passo verso il miglior progetto pensato su misura per le tue esigenze. Il nostro slogan è persone, non pratiche.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.